Oggi iniziamo in aula la discussione dello stralcio, quello afferente alla prima commissione, del progetto di legge che il Presidente Zaia in materia di semplificazione e adeguamento normativo ha presentato nel momento del suo insediamento. Noi riteniamo che il titolo sia decisamente fuorviante e proverò a spiegare il perché. Non c'è dubbio che l'ordinamento giuridico e quindi anche quello regionale necessiti di una costante manutenzione normativa. Le carenze di produzione legislativa regionale, i cambiamenti legislativi di rango superiore e soprattutto le necessità emergenti di cittadini e di imprese impongono anche a noi come legislatori regionali di rimettere mano alle leggi di nostra competenza. Personalmente avrei preferito una proposta più organica che affrontasse nel complesso queste esigenze, proprio perché oggetto omogeneo dell'intervento avrebbe dovuto essere l'interesse dei cittadini veneti per una burocrazia semplice. Se al contrario scelto di spacchettare il provvedimento generando diversi PDL distinti in base alle competenze delle singole commissioni consigliari, a proposito del fatto che l'oggetto del nostro interesse sono i cittadini e non i lavori del Consiglio. Io invece credo che tenere un unico testo normativo unitario avrebbe magari reso più difficile il nostro lavoro, ma avrebbe agevolato i cittadini nel comprendere la ratio complessiva della proposta del progetto di legge. Oggi dunque valutiamo il primo pezzo, quello di competenza appunto della prima, e che dovrebbe riguardare interventi di semplificazione e adeguamento normativo in relazione alle politiche istituzionali, alle politiche dell'Unione Europea, alle politiche di bilancio e di programmazione. Si tratta di un progetto di legge di 13 articoli più 2 disposizioni finali, come risultato del lavoro di Commissione e a seguito della presentazione di diversi emendamenti della Giunta e della Commissione, sia modificativi, sia di stralcio, sia di introduzione di nuovi articoli. Cerchiamo dunque di capire di cosa si tratta e soprattutto se siano proposte in linea con le ambizioni del PDL di Zaia e quale sia anche la reale e concreta portata in termini legislativi di questi 13 articoli. Lascio un momento da parte la questione semplificazione, che a mio giudizio riguarda esclusivamente l'articolo 6, su cui tornerò dopo, e approfondiamo invece il tema dell'adeguamento ordinamentale. Dicevamo che la finalità della manutenzione normativa a fronte di mutamenti di diverso genere e di diversa fonte dovrebbe avere una duplice finalità. Da un lato dovrebbe rendere l'applicazione delle norme più aderente a determinate necessità e dall'altro dovrebbe rendere più chiara e omogenea l'applicazione delle leggi. Allora cerchiamo di capire se secondo Zaia e la sua Giunta si può perseguire questa duplice finalità attraverso questi 13 articoli. La parte quantitativamente più consistente del provvedimento, parliamo di 7 articoli su 13, riguarda le disposizioni in materia di ordinamento e attribuzione delle strutture della Giunta regionale. Cioè il PDL 2 di Zaia dedica metà dell'intervento a organizzare il lavoro della Giunta. Questo è un primo elemento. E quali novità si vogliono introdurre con questo progetto di legge rispetto ai lavori della Giunta? La prima novità è quella prevista dall'articolo 1, con il quale si stabilisce che anche per l'avvocato coordinatore dell'Avvocatura regionale e per i direttori d'area, così come già previsto per il segretario generale della programmazione, il segretario della Giunta e il direttore della Presidenza, sia la Giunta a stabilire gli elementi essenziali del contratto e del trattamento economico, assumendo ovviamente come limite massimo quello previsto dalla legislazione nazionale per le figure apicali della dirigenza pubblica. Alcune considerazioni sul coordinatore dell'avvocatura. Da quello che ci risulta si è la necessità di individuare un nuovo coordinatore dell'avvocatura regionale. E esattamente come è accaduto a novembre, quando eravate nella necessità di individuare un nuovo direttore dell'area sociosanitaria, venite in Consiglio e chiedete di avere il potere di determinarne il trattamento economico. Decidete, o meglio, chiedete al Consiglio di darvi la delega ad arrangiarvi nella definizione del trattamento economico. Ricordo a tal proposito
che in riferimento all'avvocatura regionale e ai direttori di area, in questo momento il loro trattamento economico viene definito in base alle regole del contratto nazionale. Quindi questo Consiglio oggi sta dicendo che per i direttori d'area e per l'avvocatura regionale non è più il contratto nazionale che vale, o solo quello, ma è la discrezionalità della Giunta. In particolare poi, questo è un riferimento che faccio anche chiedendo una verifica sul punto, proprio per tornare sulla necessità di adeguare la normativa ai cambiamenti che sovente non trovano riscontro nelle leggi regionali, che è curioso che si sia scelto di intervenire affidando alla Giunta la definizione del trattamento economico dell'avvocato coordinatore dell'avvocatura regionale senza modificare la legge istitutiva dell'avvocatura regionale, in particolare la legge 24 del 2001, che stabilisce che il trattamento economico dell'avvocato coordinatore dell'avvocatura regionale è equiparato a quello dei direttori d'area. Ora io vorrei capire una cosa dalla Giunta. La vostra intenzione, non avendo modificato questa legge, è quella di equiparare il trattamento economico dell'avvocato coordinatore a quello dei direttori d'area? Perché se è così siamo a posto. Se non è così dovete cambiare anche la legge 24/2001, che all'articolo 5,4 dice esplicitamente che l'avvocato coordinatore ha il trattamento economico spettante al direttore di area. A proposito di come gli interventi di adeguamento normativo devono andare a risolvere problemi e non a crearne di nuovi, possibilmente. Dal punto di vista generale, invece, naturalmente non è uno scandalo che in virtù del rapporto fiduciario che si deve instaurare tra la Giunta, l'avvocato coordinatore e i direttori di area, la Giunta chieda al Consiglio di avere mano libera sul punto. Penso che però ci sia una seria e a mio giudizio anche fondata preoccupazione che questa relazione sia eccessivamente libera, eccessivamente senza vincolo. Lo dico perché è ciò che è già accaduto in riferimento al direttore dell'area sociosanitaria rispetto al PDL 10, oggi legge regionale 37, con il quale in questo Consiglio abbiamo discusso per definire e assegnare alla Giunta questa discrezionalità il trattamento economico del direttore dell'area sociosanitaria. E in quell'occasione, in quella discussione, noi non abbiamo negato l'esigenza che la Giunta avesse di avere una marginalità in quel tipo di definizione. Quello che ci preoccupava era come poi quella discrezionalità sarebbe stata esercitata. Tant'è che ad oggi il direttore dell'area sociosanitaria guadagna un trattamento economico pari a quello del segretario generale della programmazione, cioè dal punto di vista gerarchico della figura apicale della regione. E la discrezionalità in questo caso è massima, evidentemente. Allora già la legge offre dei criteri e la legge parla di graduare le prestazioni economiche in base alla complessità organizzativa e gestionale della struttura che si è chiamati a dirigere, della dimensione delle risorse finanziarie a disposizione, della rilevanza istituzionale dei destinatari della propria azione. Ecco, io credo che sul punto il Consiglio regionale una valutazione dovrebbe farla. Tra il dare una delega in bianco alla Giunta nella definizione di queste prestazioni economiche e costruire delle condizioni per cui, pur riconoscendo alla Giunta il diritto di determinare la prestazione, il Consiglio possa esercitare, attraverso l'individuazione dei criteri, attraverso l'erogazione di pareri, una qualche funzione, un qualche ruolo in questo passaggio, non è così assurdo. Tanto che il potere è nostro, cioè è il Consiglio che ha nelle sue prerogative di fare una legge per concedere alla Giunta la facoltà di definire le prestazioni economiche. Ed è il Consiglio che può dire alla Giunta:
ti do una delega in bianco, oppure dire alla Giunta: capisco la necessità che tu per costruire un rapporto fiduciario determini il compenso, ma costruiamo insieme dei criteri, dei parametri, come per esempio quello previsto per i direttori generali delle ULSS, dove una quota della premialità è definita attraverso un passaggio con la 5ª Commissione. Invece noi oggi qua, con una proposta di legge che dovrebbe essere di adeguamento normativo e di semplificazione, stiamo in realtà consegnando una delega in bianco alla Giunta nella definizione dei trattamenti economici delle 10 figure apicali più importanti della Regione. E questo dovrebbe essere un tema che ci poniamo soprattutto nel momento in cui l'opinione pubblica è particolarmente attenta a come vengono spesi i soldi pubblici. E allora, se vogliamo davvero tradurre in termini concreti e fattuali l'ambizione alla trasparenza della pubblica amministrazione, non limitiamoci a pubblicare sul sito, come la legge ci obbliga, i compensi, ma costruiamo le condizioni per cui il cittadino possa capire perché a quel dirigente pubblico viene assegnato quel compenso così elevato. Così si combatte il populismo, così si combatte il qualunquismo e si giustifica di fronte ad una discussione aperta, con magari dei parametri di valutazione, alcune prestazioni economiche concesse ai dirigenti pubblici. La seconda questione riguarda la giunta del progetto di legge e l'organizzazione delle segreterie e dei suoi componenti, argomento a cui sono dedicati diversi articoli. Non vengono naturalmente introdotte nuove spese a carico del bilancio regionale, perché non sarebbe possibile, ma vengono definiti nuovi criteri e una nuova strutturazione che in realtà, pur a parità di stanziamenti, sono suscettibili di modificare la destinazione delle risorse del bilancio regionale. In particolar modo l'articolo 4 detta un vero e proprio assetto, un nuovo assetto alle segreterie dei componenti della Giunta. Ricordo ai colleghi in proposito che sul punto eravamo già intervenuti, non senza polemica, in occasione dell'ultimo collegato alla stabilità, nel quale avevate modificato già la disciplina delle segreterie dei membri di Giunta, introducendo la posizione del vicario, del responsabile di segreteria, al quale avevate attribuito in sede di bilancio appunto un trattamento economico uguale a quello del responsabile della segreteria stessa, stanziando ulteriori 250.000 euro circa sul bilancio regionale per pagare i funzionari delle segreterie della Giunta. Quindi torniamo sempre sui soliti argomenti. Ora, dopo aver definito per legge la figura del vicario e avergli aumentato la prestazione economica in legge di bilancio, si torna ad occuparsi del personale dei membri della Giunta. Grande intervento legislativo a favore della semplificazione per i veneti, stabilendo che il presidente della Giunta, non la Giunta come organo collegiale, ma il presidente della Giunta, è colui che è demandato a definire la dotazione di personale di cui gli assessori hanno bisogno. Cioè Zaia non solo nomina gli assessori, non solo assegna le deleghe, ma dice anche di quanto personale hanno bisogno i suoi assessori per esercitare al meglio la propria delega. Anche su questo io invito il Consiglio a riflettere, perché anche su questo è una facoltà che il Consiglio ha di decidere come la Giunta deve lavorare. Il Consiglio oggi è chiamato a decidere come la Giunta deve lavorare. Io credo che questo sia un errore, e lo dico guardando l'assessore Calzavara, perché penso che anche l'organizzazione delle dotazioni di personali degli uffici della Giunta possa e debba essere definito collegialmente dalla Giunta e non solo dal Presidente, perché ciascun assessore, in base alle deleghe che ha, sa di cosa ha bisogno per esercitare completamente e pienamente quella delega, e se non è così è meglio che cambi mestiere. Questo lo dico perché è importante che anche noi proviamo, a riappropriarci delle funzioni del Consiglio. Per cui non è la Giunta che viene qui e ci dice quello che vuole, siamo noi, l'organo legislativo, che diciamo alla Giunta cosa deve fare e come deve eseguire.
Infine c'è poi la questione della spesa per il personale della Giunta, sempre a proposito di interesse per la semplificazione della vita dei veneti. Attualmente opera il vincolo di tetto massimo della spesa per l'anno 2009, mentre nell'articolato si fa riferimento rispetto al tetto di spesa dei componenti delle segreterie di Giunta al 2012. Se il vincolo per della spesa per il personale del 2009 non cambia, in generale nell'ente Regione del Veneto, e quello della Giunta si alza dal 2009 al 2012, significa che a parità di stanziamento, messo in sicurezza il bilancio del Consiglio regionale grazie a un emendamento approvato in Commissione, noi potremmo vedere che dentro le risorse a disposizione della Giunta la spesa per il personale potrebbe aumentare a scapito di spese per altre funzioni. Ora, anche su questo, dopo che nel bilancio abbiamo già messo 250.000 euro in più per i vicari delle segreterie della Giunta, anche ipotizzare di spostare altre risorse per pagare la dotazione del personale delle segreterie dei componenti della Giunta, in questa fase storica, in questa fase politica, a me sembra personalmente un errore. Poi c'è l'articolo 7 che è di fatto un mero intervento di polizia normativa, l'articolo 2 che si limita a recepire nell'ordinamento regionale una pronuncia della Corte Costituzionale, l'articolo 3 che si limita a correggere un mero refuso di coordinamento formale. Ciò che rimane l'articolo 9, un intervento utile ad assicurare la continuità nell'ufficio del Garante regionale dei diritti della persona, e anche l'articolo 10 che è un adeguamento della disciplina regionale di bilancio e di contabilità al decreto 118 del 2011. Scusate. Cito in correlazione, giusto perché rimanga agli atti, anche i contenuti dell'articolo 11, 12 e 13 che detta una nuova disposizione per il tema del fabbisogno del personale e del relativo trattamento economico. Cosa rimane dunque? Vado a concludere. Rimane l'articolo 8 che riguarda la legge 16 del 2018, una legge molto recente che ha introdotto un principio importante. Per ogni sovvenzione, contributo, sussidio erogato dalla Regione del Veneto si deve autodichiarare di non aver subito condanne passate in giudicato. È doveroso premettere che l'articolo, come proposto dalla Giunta, prevedeva l'abrogazione totale di questa legge. Attraverso una discussione in Commissione abbiamo ridotto l'impatto, che io giudico negativo, dell'articolo 8 e abbiamo limitato l'estensione di quella legge ai fondi di esclusiva competenza regionale. Ora, noi riteniamo comunque che limitare l'impatto di questa legge sia un errore grave per diverse ragioni. La prima riguarda le motivazioni addotte. La Giunta ritiene che questo tipo di previsione rappresenti un appesantimento dell'iter istruttorio delle domande di aiuto. In parte è indubbiamente vero. E voglio anche pensare che 2 anni fa, quando questa stessa maggioranza votò quella legge, avesse presente questo problema, a proposito di normativa regionale da adeguare, no? Ma il tema è esattamente questo, cioè individuare il punto di equilibrio tra sburocratizzare e necessità di garantire la legalità degli atti. Il tema è esattamente questo: cos'è semplificazione e cos'è liberalizzazione. La semplificazione è un'attività volta a semplificare la vita dei cittadini. La liberalizzazione è a dire tolgo tutto per fare prima, che è un po' un atteggiamento tipico di questa amministrazione. Noi invece pensiamo che l'attenzione debba essere posta dall'altro punto di vista, e cioè eliminiamo ciò che non ha e non produce un benessere per la collettività. E poi c'è la seconda questione: c'è una differenza sostanziale tra cancellare adempimenti burocratici inutili ed eliminare adempimenti che, per quanto pesanti, sono fondamentali, che qualificano la qualità dell'attività amministrativa di una pubblica amministrazione. Infine faccio notare, vado a concludere Presidenti,
che gli uffici rilevano che questa legge va modificata perché i modelli dell'autodichiarazione fatti dalla Giunta non creerebbero delle difficoltà interpretative. Cioè, una legge votata dal Consiglio regionale che prevede che vengano costruiti dei modelli in autodichiarazione. La Giunta fa il modello dell'autodichiarazione a giudizio degli uffici fuorviante e quindi la soluzione è cancellare la legge o ridurre la portata della legge. A me sembra una soluzione non coerente con le impostazioni. Infine, e davvero chiudo, avrei voluto discutere di semplificazione all'interno di un progetto di legge che si intitola di semplificazione. Invece in questo PDL è solo l'articolo 6 che ha in qualche modo una portata di questo genere e che si limita per le sole figure apicali al fatto che le ipotesi di presentazione delle dimissioni al Presidente possano essere presentate al sole Presidente della Giunta. Cioè l'unica vera norma che riguarda la semplificazione nel progetto di legge di Zaia, che si intitola semplificazione, è quella prevista dall'articolo 6. Guardate, io credo che sia un po' pochino per poter definire questo provvedimento utile ai cittadini e alle imprese del Veneto. Lo sarà sicuramente alla Giunta e alla dotazione di personale dei componenti della Giunta, ma io credo che in questo momento, con le necessità che ci sono fuori da questa porta, dopo esserci occupata degli assessori, degli uffici degli assessori, magari anche dei responsabili dei gruppi regionali, sarebbe arrivato il momento, a 6 mesi dall'inizio della legislatura, di occuparci di qualcosa che abbia più concretamente a che fare con la vita dei veneti. Grazie.